i 4 metri anche l'Italia Carrieri e Pettorossi. I 100 metri invece fondo diritto per gli atleti al podio. Scusa Mirko. Ma che sbagli adorati? E vediamo inquadrata la pedana dell'asta. Con il numero 35 Mario Gazzo della Liguria che sta tentando i 4 metri, secondo tentativo per lui. Iniziamo nel frattempo Giuliano Corradi, fiduciario dell'Emilia Romagna, portarsi l'ingresso in campo per le prossime premiazioni. Andiamo invece alla contabile gare, saldo con l'asta a 4 metri. Non riesce questo tentativo, mentre nell'alto abbiamo visto che l'asticella è stata portata a 1,55 e la prossima ad entrare in pedana sarà Alice Gaiaudi. Eccola impegnata al secondo tentativo, errore anche al secondo tentativo per la portacolori della Liguria, che ha un personale di 1,63, ed ora andrà in pedana Maria Elena Agostini, Italia Nord-Est. Secondo tentativo anche per lei. E questa volta è un tentativo positivo, questo di Maria Elena Agostini. Invitiamo anche Marco Andreatta, responsabile del comitato Alto Adige, a portarsi l'ingresso in campo per le prossime premiazioni. Gli applausi dell'asta 4 metri che sono stati superati dall'atleta della Italia centrale, centro-nord. Luca Rongoni, Italia centrale, 4,60 di primato personale. Tanto anche Rongoni supera i 4 metri nell'asta. Ed il prossimo ad andare in pedana sarà Leonardo Cagliari dell'Italia Nord-Est. Qualche problemino per l'atleta della Quercia Trentingrana in forza all'Italia Nord-Est, la macro regione Nord-Est. Mentre nel triplo uomini è Mariano Pelagatti al suo quarto salto. Visto che è riuscito il terzo tentativo nel salto in alto da parte della portacolori della Liguria, Alice Gaiaudi, che ha superato al terzo tentativo 1,55, ed ora in pedana c'è Annalisa Ferrari, Italia Centro-Nord. E questa volta riesce al terzo tentativo Annalisa Ferrari, che ha un personale di 1,66. Sta partendo nel frattempo la gara di marcia. Vediamo intanto la
composizione della gara femminile. Giulia Imbesi dell'Italia Nord-Est proviene dalle Fiamme Oro, 25, 38 e 7 il suo personale. Gina Ionella Pascal dell'Italia Centrale Alto Lazio, 26, 21, 28. Claudia Colombo, Italia Nord-Est, Confindustria Rovigo, 28 e 37. Giulia Panconi, Centro Nord, 25, 11 e 36. Giada Francesca Ciabini della Centro Nord, Toscana Empoli Atletica, 24 e 27, l'atleta con il miglior accredito. Sara Vitiello Montanari Gruzza, 25 e 27, e Marianna Terrone dell'Italia Sud Fiamma Giovinazzo, 27 e 23. Per quanto riguarda la gara maschile invece sono in gara Massimiliano Colangelo dell'Italia Sud con 22,07 di accredito, Club Atletico Potenza, Luca Capogrossi dell'Italia Centrale con 24,44,9, li vediamo inquadrati in questo momento. Gianluca Picchiottino, che è uno dei migliori concorrenti, dei migliori atleti in campo nazionale della Libertas Runners Livorno, accreditato di 20,52,79. Poi Ettore Grillo della Firenze Marathon con 23,09 e Nicolò Coppini Centro Nord 22,15,8. Non mi compaiono tutti i tempi, devo avere Elisa Serafini, Chiara Semimeni e Lucrezia Zanardo. Queste le prime tre atlete classificate, ripeto, Elisa Serafini, Chiara Semimeni, Lucrezia Zanardo. Anzi, invitiamo anche Giulia Mannu, in quanto Sardegna è considerata rappresentativa da premiare, quindi mi correggo: Mannu, Serafini e Semimeni. Come da pronostico al comando della gara Gianluca Picchiottino dell'Italia Centro Nord, Libertas Runners Livorno. Picchiottino che sta precedendo Ettore Grillo. Ettore Grillo della Firenze Marathon sono i due tra i più qualificati, diciamo così, di questa gara. Ci sarebbe anche Coppini, che però vediamo un po' indietro in questa fase, però Coppini 22,15 di personale. In questo momento, per quanto riguarda la marcia donne, Giulia Imbesi per Nord-Est Italia, Pascal Gina Ionela per l'Italia Centrale. Per quanto riguarda la gara femminile vediamo tre maglie del Centro Nord al comando, con Giada Ciabini, Toscana Empoli Atletica, che ha preso decisamente il largo. Gli atleti che stanno gareggiando in questo momento sono Massimiliano Colangelo per l'Italia del Sud, Luca Capogrossi dell'Italia Centrale, Luca Picchiottino dell'Italia Centro Nord, Ettore Grillo per l'Atletica. Ecco la Giada Ciabini inquadrata in questo momento, che ha preso decisamente il largo, a una trentina di metri di vantaggio nei confronti delle due compagne di squadra. 4,10 nel salto con l'asta, 4,10 misura valicata da Edoardo Fontana dell'Italia Centro Nord. Ciabini, poi c'è Sara Vitiello alle sue spalle insieme a Giulia Panconi del Cuspisa Atletica Cascina, Sara Vitiello della Self Montanari Gruzza. Sono queste le prime tre concorrenti. Invece nella gara maschile Picchiottino decisamente al comando davanti a Ettore Grillo. Firenze Marathon in seconda posizione, ha una trentina di metri di vantaggio nei confronti di Grillo. Gli altri concorrenti navigano un po' più indietro, guidati da Nicolò Coppini, che è affiancato da Massimiliano Colangelo. Superato il portatore del Nord-Est Italia nel salto con l'asta. Sempre più al comando
la portacolori dell'Atletica Empoli Nissan che gareggia per la macro regione Italia Centro-Nord. Francesca Giada Ciabini, che si presenta a questa gara con un personale di 24 e 27. Pochi istanti nel triplo Bumelter, quarto tentativo, primo salto di finale per l'atleta del nord-est. Giada Ciabini ai campionati italiani nei 10 km fu seconda dietro alla Noemi Stella, la campionessa italiana, quindi un atleta molto con le 50 e 25 nei 10 km in quella circostanza. Oggi solitaria Francesca Giada Ciabini al comando di questa 5 km quando mancano 10 giri alla conclusione. Completato il primo chilometro in 4:49:09, una buona andatura direi questa di Giada Ciabini, mentre Picchiottino sempre più solo al comando della gara maschile. Sta guidando Picchiottino davanti a Ettore Grillo della Firenze Marathon che gareggia a titolo individuale, perché gli atleti di classifica per la macro regione Italia Centro-Nord sono Picchiottino e Coppini. Attenzione anche la triplo e nullo per portatori della Italia Centrale, Abdul Karim Sighi. Alle spalle di Grillo vediamo che sta guidando l'inseguimento Massimiliano Colangelo, ma i tre che sono insieme sono piuttosto lontani dai due battistrada. Continua invece la marcia solitaria di Picchiottino che sta imprimendo alla gara un ritmo piuttosto sostenuto con una tecnica anche piuttosto pregevole. 60, avanza un primato di 1,65, a confrontarsi con se stessa tra pochissimo. Salto con l'asta, nuovo salto. Picchiottino fu secondo ai campionati italiani in categoria dietro a Gregorio Angelini nei 10 km 44 e 55 e 77 e dimostra anche in questa circostanza tutta la sua supremazia. Comunque un'ottima gara sta facendo sicuramente Ettore Grillo, che si presenta a questa gara con 23,09 di accredito, che se riuscisse a tenere questo ritmo potrebbe anche migliorare sensibilmente. Nella gara femminile intanto abbiamo visto l'alto femminile con Maria Elena Agostini che ha fallito il primo tentativo a 1,65. La prossima a saltare nell'alto sarà Rita Caliò, Italia del Sud, Fiamma Atletica Catanzaro, che ha un personale di 1,65 e tenta di eguagliare il suo personale proprio con questo salto. Primo salto per l'atleta pugliese, calabra, chiedo scusa. Non riesce il salto dell'atleta, mentre vediamo inquadrata la prima donna della gara di marcia. Si tratta sempre di Giada Francesca Ciabini, Centro-Nord, che sta dominando questa gara, mentre altrettanto sta dominando Picchiottino, che ora vede il suo vantaggio nei confronti dell'immediato inseguitore che è Grillo, lo vede aumentare sensibilmente, quindi siamo nell'ordine dei 120 metri circa di vantaggio per Picchiottino, che continua con una marcia molto efficace e anche molto intensa. L'andatura è molto buona, è un po' difficile capire il ritmo perché essendo giri più larghi comunque avremo modo di vedere questo suo risultato che sembra metterlo in grande evidenza oggi
sta viaggiando a un ritmo sicuramente molto elevato. Molto bene si è comportato fino a questo momento Ettore Grillo della Firenze Marathon, che però adesso sembra avere un po' esaurito la sua carica agonistica, e sempre dominatrice, sempre più dominatrice direi, è Giada Ciabini della Atletica Empoli Nissan per Italia Centro-Nord. Siamo intanto sempre a 1,65 nell'alto. Abbiamo inquadrata Maria Elena Agostini, che dovrebbe andare al suo secondo tentativo. Siamo allora pronti con una nuova prevenzione, ovvero quella di... No, non è lei che va a saltare, ma sarà il prossimo, dovrebbe essere Rita Cagliò. Atleta in maglia gialla. Abbiamo inquadrata Giada Ciabini, eccola, Rita Cagliò, che si prepara per il suo secondo tentativo a 1,65 nel tentativo di eguagliare il primato personale. Picchiottino intanto, vediamo Cagliò, sale alta ma poi non riesce a svincolarsi, quindi niente da fare per Rita Cagliò. Picchiottino 6 giri al termine, mentre 7 giri al termine quando arriverà sul traguardo per Giada Ciabini. Nell'alto intanto Eleonora Schertel dell'Italia Centrale, Alto Lazio, 1,76, è l'atleta più qualificata come misura di accredito. Vediamo il suo salto, errore, anzi secondo errore su questa quota per l'atleta laziale. Passa anche Grillo, Ettore Grillo, Firenze Marathon. Intanto al centro si sta effettuando la premiazione dei 400 donne. Sono le prime 3 di questa gara. Sono Elisa Serafini, Italia Centrale, terzo posto, seconda con 57,69 Giulia Mannu e la vincitrice Eleonora Vandi, che però era individualista, quindi al terzo posto in questo caso c'è Chiara Sagnimedi, e la vittoria, il gradino più alto del podio, c'è Giulia Mannu. Nell'alto Maria Elena Agostini, la vediamo inquadrata, va al terzo tentativo sulla misura di 1,65 e purtroppo finisce qui la sua gara, l'atleta della Samp, in forza alla nord-est. Picchiottino quando mancano 5 giri al termine. 5 giri al termine per Gianluca Picchiottino di Bertas Runners Livorno, la sua società Italia Centro-Nord. Salto in alto, fallisce a 4,65 anche Rita Cagliò del Taglio del Sud, dunque termina qui. Mentre sono 6 giri al termine per la portacolori della Italia Centro-Nord, Francesca Giada Ciabini, che è passata poco fa sul traguardo. 6 giri al termine. Il prossimo sarà il passaggio al terzo chilometro. Anche Ettore Grillo sta passando sul traguardo a 5 giri dal termine, mentre Gianluca Picchiottino ha cominciato i doppiaggi. Potete seguirla all'interno, la prima corsia, la gara maschile in quarta corsia. Nell'asta siamo passati alla quota di 4,20, mentre nell'alto a 1,65. Esce di scena intanto nella gara di marcia, purtroppo per somma di ammunizioni, esce di scena Massimiliano Colangelo dell'Italia del Sud. Un aggiornamento anche dal Martello Donne, dove siamo al terzo turno di lanci in questo momento Sofia Basso,
tanto nell'asta abbiamo visto un salto positivo da parte di Michele Gazzo della Liguria, che ha un personale di 4,40. B si è espresso a 4,20 con un salto positivo al primo tentativo. Macinano intanto giri i concorrenti e Giada Ciabini si avvicina al passaggio del terzo chilometro. 5 giri, dunque 2 chilometri ancora. Terzo chilometro che è già stato abbondantemente superato dal Gianluca Picchiottino del centro-nord ed ora anche dal Ettore Grillo della Firenze Marathon. Computer, smartphone e tablet, la diretta del meeting di Caule, meeting per macro regioni. Italia nord-est contro Italia centro-nord, Italia centrale e Italia... Molto buona l'andatura di Giada Ciabini, ma altrettanto buona è l'andatura di Picchiottino. Per lui 3 giri alla conclusione. 3 giri al termine per Picchiottino, che sta volando letteralmente. E intanto abbiamo una gradita visita. Si tratta del, diciamo così, colui che fa da vice Baldini, possiamo dire vice Baldini, e si tratta di Tonino Andreozzi, ormai uno storico tecnico dell'atletica, cioè dell'atletica italiana per quanto riguarda il settore giovanile. Cosa trovi di interessante in questa manifestazione intanto? Ma intanto trovo, diciamo così, un'ottima organizzazione, e quella non avevo dubbio di questo perché sono stato già 2 o 3 volte e quindi è stata abbastanza non una sorpresa ma una conferma. L'impegno dei ragazzi presenti, nonostante diciamo la stagione ormai per loro è abbastanza inoltrata, c'è qualche risultatino già che ho visto pure discreto per il periodo. È un'iniziativa da stimolare perché secondo me l'attività del territorio è un'attività fondamentale, almeno per quanto riguarda il settore giovanile. Sì, infatti si parlava prima con Paolo Valente, con il professor Paolo Valente, che ha caldamente portato avanti con molto impegno questa iniziativa proprio per macro regioni, che diceva la categoria juniores ha i campionati italiani, ha i campionati europei, quest'anno ci sono stati, poi praticamente è finita l'attività. Qualcuno ha fatto i campionati assoluti, chi aveva il minimo. È proprio questa, secondo te, sono proprio queste manifestazioni che andranno a stimolare soprattutto gli atleti di seconda fascia, che sono quelli che avrebbero più bisogno di essere, perché non è detto che nella seconda fascia non possa spuntare qualche atleta, certo. Ne abbiamo visti negli anni passati. Sì, sicuramente sì, anche perché comunque dare innanzitutto un impegno anche nella seconda parte di stagione dopo una prima parte abbastanza intensa come calendario può stimolare anche quei ragazzi diciamo di secondo livello, ma tra virgolette perché poi di secondo livello non sono, in un'attività che possa dare loro motivazione per poter migliorare ancora. Tu che hai avuto di mezzofondisti anche di marciatori, cosa ne pensi di quel Gianluca Picchiottino? Picchiottino è uno che già ha fatto nazionali e quindi vuol dire qui ad onorare i colori della sua macro area, ed è importante. È un bel atleta, sì. Un bel stile di marcia, inattaccabile dal punto di vista tecnico, non rischia di fare la fine di qualche altro atleta. Speriamo di no, ad averne insomma come Picchiottino. Facciamo visto che è la fine stagione, facciamo una somma dei risultati un bilancio della stagione 2015 per quanto riguarda il giovanile, ovviamente. Sì. Non andiamo a toccare il settore assoluto. No, assolutamente no, anche perché non è delle competenze della mia area.
noi ogni anno, diciamo così, cerchiamo sempre di portare l'asticella un po' più in alto, ma sempre programmando a lungo termine, programmando su atleti che poi per noi dovrebbero vestire la maglia azzurra, quella assoluta che conta. Quest'anno abbiamo avuto i mondiali allievi, dove abbiamo portato un numero ristretto di ragazzi, ma di qualità. Abbiamo fatto un discorso di qualità, ottimi risultati, una manifestazione ormai di un alto contenuto tecnico, perché ti vai a scontrare con realtà diverse dalle nostre, gente che punta solo su quello, ma noi abbiamo avuto degli ottimi risultati, al di là delle medaglie, tanti ragazzi che si sono migliorati, che sono andati in finale e così via. Poi ci sono stati per la categoria superiore, questa categoria qua, junior, a Eskilstuna, i campionati europei, ed è stata la migliore edizione di sempre per quanto riguarda questa fascia di età. Abbiamo tanti ragazzi di rampa di lancio, ce ne abbiamo tanti altri ancora che faranno strada, si faranno avanti. In ultimo abbiamo l'impegno adesso del prossimo fine settimana a Sulmona, dove vedremo i cadetti e le cadette per il futuro, anno, diciamo. per il Qua futuro. siamo già Qui siamo già sulla soglia del presente, di gente che speriamo che il prossimo anno, da promessa e da categoria assoluta, possa dare Scusa di Tonino, più. perché sta arrivando Gianluca Picchiottino e va a concludere con un tempo che direi che è piuttosto interessante, perché lui si presentava con un personale di 20 e 152, va a finire in 20 e 37, migliora praticamente di quasi 20 secondi, 15 secondi sul personale, quindi un ottimo risultato. Questi È la dimostrazione di quello che dicevo, i ragazzi sono arrivati qua, sono arrivati comunque con la voglia e l'impegno di poter fare. anche perché appunto non sono tante le occasioni No, che i assolutamente ragazzi no. hanno in Ma questa categoria. è un'iniziativa questa che va sicuramente stimolata, e anche a chi non è venuto far capire che invece è importante, perché io dico, l'ho detto prima pure in riunione tecnica, che se non c'è attività territoriale non c'è settore giovanile e non c'è settore assoluto. Certamente è un'azione piramidale, Esatto, diciamo, le punte esatto, spuntano è da questa perfettamente piramide. I progetti per il prossimo anno, cosa c'è il prossimo anno? Il prossimo anno abbiamo l'appuntamento clou per quanto riguarda la fascia giovanile, sono i mondiali junior a Kazan in Russia. Poi abbiamo la prima edizione dei campionati europei allievi che sono a Tbilisi in Georgia, e poi abbiamo le Ginamsiadi sempre per la fascia allievi che saranno in Turchia a Trabzon. Quindi diciamo abbiamo pure per il prossimo anno tanta carne a cuocere, e speriamo, insomma, noi adesso diciamo abbiamo già il primo impegno per il prossimo anno. Il 25 di ottobre a Bologna faremo la conferenza annuale di programmazione per il settore giovanile, dove saranno invitati tutti i tecnici degli atleti che noi in questo momento reputiamo che possono il prossimo anno fare attività internazionale, e con loro e insieme ai fiduciari tecnici che sono invitati diciamo metteremo le basi per il prossimo anno come programmazione. E stando sempre in questa categoria, il prossimo anno ci sono le Olimpiadi. È possibile che qualcuno, non di questi che sono qua oggi, magari qualcuno che che oggi hanno già fatto i mondiali junior, cioè gli europei junior, possa essere inserito nella squadra? Io faccio una premessa: da buon napoletano sono scaramantico, quindi non mi sbilancio, ma qualcuno può farci la sorpresa. Qualche elemento, un Folo Russo magari, non faccio nome per scaramanzia, però qualcuno ci sta. Bene, grazie Tonino. Grazie a te, grazie di essere buon stato lavoro, con noi. grazie. Mi ha fatto piacere rivederti, ovviamente dopo tanti anni. Ti vedo sempre in giro, ma insomma. Grazie Tonino. E procediamo perché è passata ha sentito il suono della campana la dominatrice della gara di marcia femminile. Si tratta di Giada Cepini, centro-nord. Siamo alle ultime battute di questa gara femminile. Abbiamo visto in precedenza, mentre parlavamo con Tonino Andreozzi, che c'è stato un ottimo risultato da parte di Picchiottino, 20 e 38, un tempo direi eccezionale per una categoria juniores, quindi sembra essere assicurato il futuro della marcia
non solo con lui ma con altri anche, ma sicuramente un talento straordinario questo di Gianluca Picchiottino, che si esprime già su questi